Ben ritrovati dalla redazione. Dopo l'incidente che ha coinvolto un veicolo leggero sulla A4 nel tratto San Stino-Cessalto in direzione Venezia, è ripresa la circolazione sull'autostrada A4. Arrivata sul posto, la polizia stradale aveva notato una perdita dalla valvola del serbatoio a GPL del mezzo e precauzionalmente era stato bloccato il flusso dei mezzi in direttrice Venezia. I vigili del fuoco hanno risolto l'incidente avvenuto al chilometro 433, riaperto anche l'ingresso al casello di San Stino in direzione Venezia. Nella serata dell'altro ieri un uomo di 38 anni, carnico, durante una passeggiata con gli amici fuori dal paese per cercare di vedere i caprioli, si è sentito male, accasciandosi a terra. Le persone che si trovavano con lui in quel momento hanno allertato il 112 e la struttura operativa regionale emergenza sanitaria SORES. Sul posto sono stati inviati l'elisoccorso regionale e i soccorritori di stazione. Il tecnico dell'elisoccorso e il medico, coordinati dalle squadre a terra, hanno stabilizzato e imbarellato l'uomo. Lo hanno portato con il furgone fino al campo sportivo, dove è stato fatto atterrare l'elicottero e lo hanno trasportato in ospedale a Udine. Il personale della stazione del soccorso alpino di Forni a Voltri Udine è stato allertato dalla struttura operativa regionale emergenza sanitaria per un intervento che ha coinvolto un escursionista udinese di 68 anni che, scendendo dal rifugio Lambertenghi Volaia, si è procurata una distorsione alla caviglia, non riuscendo più a proseguire. Raggiunta in fuoristrada, è stata portata a rifugio Tolazzi ed è rientrata con mezzi propri. Nell'ambito della variazione di bilancio approvata venerdì dal Consiglio Comunale di Trieste, i gruppi consigliari del Partito Democratico di Adesso Trieste e di Lista Russo.Franco esprimono soddisfazione per l'accoglimento di un emendamento unitario che incrementa di 200.000 euro i fondi per le famiglie più in difficoltà. Esprimiamo soddisfazione per la risposta che, grazie all'impegno dell'opposizione, arriverà alle numerose richieste di assistenza rimaste invase da mesi. Le risorse tuttavia non bastano, soprattutto in assenza di un piano di zona che manca dal 2015, che metta in rete i soggetti pubblici e del privato sociale per sostenere le persone più bisognose e soprattutto quelle invisibili e sole, ha dichiarato Laura Famulari, prima firmataria e consigliera del Partito Democratico. Uno sguardo alle previsioni meteorologiche per la giornata. Residua nuvolosità, poi cielo variabile sulla zona montana e sulla pianura, in prevalenza poco nuvoloso verso la costa. Nel pomeriggio sulla zona montana possibile qualche breve localizzato rovescio, sulla costa al mattino Borino, poi Brezza. Temperature minime in pianura fra 20 e 23 gradi, massime fra 30 e 33, sulla costa minime fra 22 e 25, le massime fra 28 e 31 gradi centigradi. Previsioni a cura di ARPA e FVG Meteo. Ed è tutto per il momento con l'informazione. Grazie per averci seguito. A più tardi.